Cari amici, ben ritrovati, nuova puntata di Eventi del Territorio, 1 agosto, 11 agosto, Falzettissima a Falzè di Piave, Sernaglia. Con noi Alessandro Stefania, un componente dello staff dell'associazione. Alessandro, che dire, non è estate se non inizia Falzettissima ed è iniziata. Giusto, sono pienamente d'accordo con te, perché già nei primi 2 giorni che abbiamo fatto sono stati veramente, nonostante il tempo di giovedì, comunque una ottima partecipazione grazie anche a un gioco che avevamo fatto, che era il quizzone, quindi veramente la gente di Falzè ma anche dai comuni vicini ha detto presente. Ieri soprattutto veramente molte persone, dopo c'è stato il DJ e quindi la gente fino alle 2:30 ha voluto sfogarsi. Zona fantastica perché possono venire delle famiglie, possono venire tranquillamente i giovani, non ci sono pericoli, non c'è niente e quindi è la cosa ottimale. Infatti volevo appunto partire prima con i ringraziamenti, perché Falzettissima vuol dire organizzazione e vuol dire appunto volontari. Circa ogni sera ci alterniamo tra un 40-50 volontari, tutti quanti soprattutto da Falzè, dal comune di Sernaglia, quindi la gente partecipa attivamente a questo percorso, dai bambini più piccoli che sparecchiano fino agli adulti. Ma un ringraziamento speciale va a 2 persone secondo me, che sono la Verena e Piero, perché senza di loro Falzettissima sarebbe difficile da fare. Sì, è la festa che dà inizio praticamente a tutta quanta l'estate, inizio alle vacanze. Ormai sono diversi anni che viene fatta e è sempre più frequentata. Difatti quest'anno si fanno anche 2 weekend. Le associazioni si impegnano molto per avere appunto la possibilità di dare qualcosa al pubblico, alla gente che partecipi. Noi i menù ogni sera li andiamo ad alternare, vale a dire il giovedì abbiamo la carne mista, quindi le grigliate e tutto quanto. Ieri sera ad esempio c'è stata la serata a pesce, quindi dagli spaghetti allo scoglio alle fritture. Questa sera ci sarà di nuovo grigliata mista, poi c'è il roast beef, cioè ci sono vari piatti che quindi possono accontentare tutti quanti, possono accontentare alla pasta, alle patatine fritte, cioè veramente c'è un menù vastissimo. E soprattutto nelle giornate delle domeniche a pranzo avremo anche spiedo, la prima domenica quindi domani a pranzo, e la prossima domenica sempre a pranzo ci saranno i galletti alla brace. Sernaglia alla Battaglia è un paese che forse non è tanto conosciuto, ma ha tante cose da poter offrire, tanta natura, tanta storia, tante occasioni. Abbiamo fatto anche un bellissimo concerto all'Alba che ha avuto un successo enorme. Continuiamo adesso anche con il festival dell'estate, degli eventi Sernaglia e Cultura, che avrà cose molto importanti. E quindi sicuramente i telespettatori accetteranno il suo invito. Venite numerosi, perché vedrete che Falzè è viva, Falzè è attiva e veramente ci sono tante persone che vengono qua, ma anche proprio per passare 3-4 orette tutti quanti insieme per appunto divertirsi. Chi ha i bambini, spazi liberi ce ne sono, macchine non ce ne sono, e quindi il genitore anche può stare tranquillamente seduto a bere, a divertirsi con gli altri amici, e i bambini qua pericoli non ce ne sono. Quindi, come avete capito, dal 1 agosto all'11 agosto venite qui a Falzè di Piave, località del comune di Sernaglia della Battaglia, qui al Parco Pedré. Alessandro e tutto il suo staff vi aspettano per farvi degustare degli ottimi piatti e delle ottime birre. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Grazie ancora. Grazie Alessandro. Grazie mille.
Ciao.